Ecco, da Elio e le storie tese e la loro allegria passiamo a un argomento piuttosto serio, visto che ci sono venuti a trovare questa mattina due rappresentanti dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto per parlarci di un tema, devo dire, abbastanza sorprendente, ovvero sta prendendo piede nei comuni, nelle USL, anche l'esternalizzazione dei servizi di assistente sociale. Vengono dati degli appalti in affidamento a cooperative. Questo genera una serie di problemi, tra cui la precarietà del lavoro di questi assistenti sociali. Saluto la nostra prima ospite, Francesca Iacobucci, consigliere dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. Buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno. Allora, un fenomeno tutto sommato nuovo sostanzialmente, che però già si sta registrando in maniera abbastanza vistosa. Certo, come ordine è un fenomeno nuovo, come diceva. Come ordine ce ne stiamo occupando nell'ambito della Commissione per le politiche del lavoro e stiamo sempre più prendendo conoscenza del fatto che in diversi comuni, in diverse province, ci sono queste forme di gestione di servizi sociali che prevedono l'assunzione del personale, spesso precario, mediante l'esternalizzazione del servizio sociale professionale a cooperative sociali. Tra poco, tra l'altro, sarà con noi il segretario dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, Elena Compagni, che ci darà anche proprio i dati precisi che sono stati finora registrati, che sono anche abbastanza sorprendenti. Che cosa c'è di preoccupante in tutto ciò? Ecco, noi non siamo contro l'esternalizzazione del servizio, è come questa gestione viene fatta. Ci preoccupa il fatto che questa gestione venga fatta solo per questioni meramente economiche e che vada a discapito del servizio che viene offerto. Il rischio dell'esternalizzazione è che gli assistenti sociali assunti mediante cooperativa o con incarichi, gli ex co-co-pro, piuttosto che incarichi a tempo determinato oppure partite IVA, il rischio che questa gestione veda un continuo turnover di professionisti, a discapito del valore della nostra professione, ma a discapito anche di quello che è il servizio offerto alla cittadinanza, alla popolazione, e anche per una preoccupazione su quella che può essere la qualità degli interventi e dei servizi che l'ente va ad offrire. Ecco, stiamo parlando di assistenti sociali, quindi di persone che vanno a valutare e a prendere dei provvedimenti che poi si concretizzano anche in azioni abbastanza che cambiano il destino di vita di famiglie intere, non soltanto quando si tratta di bambini, ma quando si tratta di persone che non sono in grado di intendere, di volere, che hanno problemi di tossicodipendenza, di problematiche psicologiche. Infatti, gli interventi poi sono diversi e in diverse aree, nel senso che sia nei comuni che nelle ULSS ci occupiamo di anziani, gli anziani da soli che hanno bisogno di essere assistiti a domicilio e che vengono a chiedere tramite i loro familiari o da soli degli interventi, di disabili come la collega che lavora nel servizio disabili, di famiglie con minori, ma non solo situazioni al limite, situazioni preoccupanti dove si necessitano degli interventi anche un po' importanti, un po' pesanti, ma anche famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, per cui che chiedono anche interventi economici, degli interventi anche di sostegno per i propri figli, il doposcuola, piuttosto che altri interventi che si collocano più nella fascia della prevenzione per prevenire eventuali forme poi di disagio. Per cui si può capire che la realtà è veramente una realtà molto complessa, anche molto varia. No, ma più che altro anche il fatto che queste persone da sempre siamo abituati a pensarle come molto vicine al territorio, molto stabili su un territorio, perché raccolgono notizie e informazioni sulle famiglie, sulle condizioni di disagio e gestiscono situazioni che durano anni, che non si risolvono nell'arco di un tempo. Proprio questo è il problema, mai come nella nostra professione l'importanza è quella della stabilità e della continuità presso lo stesso servizio, perché solo lavorando con continuità si riesce a conoscere la famiglia, le risorse che un territorio può offrire, quelli che sono i servizi dell'ente, e poi pensiamo ad una persona che deve portare tutta quella che è la sua situazione, tutto quello che è il suo vissuto ad un assistente sociale, e dopo magari nel giro di pochi anni si trova davanti a più figure professionali diverse che cambiano ogni 6 mesi, per cui
è anche difficile dover ogni volta riportare un po' il proprio vissuto. Devo dire che negli ultimi anni l'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto sta tra l'altro tentando di avere un rapporto di comunicazione più intenso, siete qualche volta usciti anche sulla stampa, anche oggi certo. è appunto una di queste situazioni Stiamo cercando per far cercare di far conoscere quello certo. che viene fatto e anche far capire che dall'altra parte non c'è una persona che si pone di traverso alle situazioni ma che cerca di agevolarle pur tra i mille ostacoli della burocrazia, delle norme certo. e appunto ultimamente anche delle difficoltà economiche dei comuni, perché tutto questo deriva un po' alla fine dalle certo. difficoltà del nostro paese. Dal fatto che i comuni, che gli enti hanno sempre meno risorse con le quali possono far fronte ai diversi problemi, sempre tra l'altro più complessi che si presentano ai servizi. Il rischio è quello di offrire interventi e servizi che siano proprio solo su un piano economico e limitato nel tempo, quando in realtà noi sappiamo benissimo che la prevenzione costa meno rispetto alla cura, però per fare prevenzione bisogna investire non solo denaro, non solo contributi economici, ma bisogna investire anche in termini di risorse umane. Risorse umane quali assistenti sociali che si occupano della situazione e che conoscendo la situazione riescono a trovare anche l'intervento risolutivo che può essere magari anche che incide meno anche su un piano economico, ma che sfrutta anche quelle che sono le risorse su un piano umano, relazionale e sociale. Ecco, voi avete raccolto una serie di dati che poi vedremo nel dettaglio, però che fotografano una situazione che di punto in bianco è cambiata dal giorno alla notte, certo. quasi la metà sostanzialmente delle persone ormai viene assunta in alcune città del Veneto con questa formula. Cosa c'è di preoccupante dentro questa gestione e che cosa viene, cioè tutti i servizi vengono dati o solo alcuni servizi che magari sono a minore impatto anche sulle famiglie, sulle persone? Beh, in realtà allora questa forma di gestione del servizio sociale non è presente nelle province del Veneto allo stesso modo, è più presente in alcune province rispetto ad altre, poi la collega darà anche qualche dato più approfondito. Dipende un po', nel senso dipende da quelli che sono i compiti dell'ente locale. Il comune può esternalizzare il servizio sociale professionale, che è quello che poi tramite gli assistenti sociali si occupa delle persone nelle varie aree, piuttosto che l'EULS può esternalizzare il servizio specifico di cui si occupa, ad esempio l'assistenza domiciliare per le persone disabili, piuttosto che gli interventi proprio di servizio sociale per le persone. Che cosa preoccupa? Beh, intanto il fatto che gli assistenti sociali che lavorano alle dipendenze di privati e in queste situazioni un po' precarie non hanno gli stessi diritti e non godono insomma delle stesse possibilità degli assistenti sociali che invece sono di ruolo nelle amministrazioni pubbliche, e questo è insomma un motivo per cui siamo arrivati all'ordine e insomma stiamo cercando di approfondire un po' quella che è proprio la situazione occupazionale più da un punto di vista della retribuzione, del diritto alla formazione continua e all'aggiornamento, piuttosto che dell'accesso ai bandi pubblici. Insomma ci sono delle difformità. Però allo stesso tempo la situazione... Che non sono solo formali, perché lei ha enunciato una serie di cose che poi hanno delle conseguenze sul livello di preparazione delle persone che poi vanno a gestire una persona che accede al servizio rischia di trovarsi davanti un assistente sociale che non ha il diritto e la possibilità di partecipare a corsi di formazione e di aggiornamento, come invece può avere un assistente sociale di ruolo che partecipa ad eventi organizzati dalla propria azienda. Insomma, è difficile come assistente sociale precario, diciamo, poter avere anche il diritto per alcune situazioni all'aggiornamento e alla formazione continua, obbligo che invece è previsto dalla normativa vigente, che obbliga tutte le professioni ordinate a tenere dei corsi di formazione in modo continuativo, ecco. Ma volevo porre l'accento più su quelli che sono i rischi che questa forma di gestione può avere su quella che è la cittadinanza, certo, su quelli che sono i servizi che vengono offerti, perché si rischia che si punti meno sulla qualità
e che si abbiano più interventi frammentati, più interventi parziali e appunto, come dicevo, una difficoltà e una fatica a dover ogni volta ricominciare dall'inizio, a non poter avere il tempo di fidarsi. Ma come sono fatti questi appalti? Cioè una persona, una società, una cooperativa deve gestire un determinato servizio con un budget? Con un budget, e in questo bando viene indicato il budget, vengono indicate le risorse richieste. In linea indicativa la Regione Veneto dice che per 6.000 abitanti dovrebbe esserci un assistente sociale, non sempre questo rapporto nei diversi enti viene rispettato, per cui la cooperativa gestisce il servizio con un determinato budget e fornendo al comune piuttosto che alle ULS gli assistenti sociali, ecco, fornendo un po' la manodopera, diciamo, ecco. Dopo gli assistenti sociali si trovano all'interno di quell'ente a dover occuparsi, ecco, di quella Il rapporto con le pubbliche amministrazioni, cioè può succedere che ci sia una conflittualità tra il datore di lavoro sostanzialmente da un lato e l'ente pubblico dall'altro? Ci si trova un po' nella situazione di avere due datori di lavoro, per cui la cooperativa piuttosto che, ecco, l'ente privato da cui si dipende e l'organizzazione con la quale si continua ad interagire, ecco, per cui la difficoltà a volte a dover, ecco, un po' interagire con più organizzazioni e anche con più enti porta a volte a trovarsi anche in situazioni di difficoltà. Ecco, io so che voi avete, appunto, state cominciando a seguire questa strada, tra poco sentiremo anche dalla segretaria dell'Ordine in che maniera state operando. Non è così facile, perché quando si ha a che fare con persone che hanno un contratto precario diventa anche poi difficile farsi raccontare, sapere nei dettagli cosa succede, quali possono essere le difficoltà che si incontrano da questo punto di vista. Trovate difficoltà o... Ecco, troviamo un po' di reticenza da parte di alcune colleghe che in alcune situazioni hanno avuto difficoltà a raccontarci un po' la loro posizione lavorativa per la paura di perdere un po' il posto di lavoro. Per alcune il fatto di esporsi ed andare a criticare un sistema che in realtà si sta sempre più diffondendo, ecco, risulta un po' pericoloso. E dopodiché noi siamo l'Ordine e cerchiamo di tutelare tutti i nostri iscritti, anche perché il nostro interesse non è quello di andare contro le amministrazioni piuttosto che contro gli enti. Il nostro interesse è quello della tutela del professionista e della dignità professionale, ma allo stesso tempo è la tutela della cittadinanza, che ha diritto di avere degli interventi, dei servizi che siano dei servizi di qualità, ecco, e che siano, insomma, il più possibili stabili e continuativi, insomma. Perciò non vanno a chiedere un piacere, ma vanno a chiedere un diritto. Perciò questo è un po'... E tra l'altro diciamo che già il ruolo di per sé dell'assistente sociale è conflittuale anche all'interno delle pubbliche amministrazioni, perché spesso ci si ritrova anche a dover gestire la faccenda col mondo della politica, quindi certo. La questione si complica sempre di più quando, come diceva giustamente Francesca Iacobucci, stiamo parlando di diritti che le persone vanno a chiedere e non di favori, di diritti che diventa sempre più difficile ottenere, perché appunto alla fine i comuni non hanno le risorse per soddisfarli tutti e tantomeno le USL. Quindi adesso tra pochissimo appunto sentiremo in che direzione vi state muovendo. Secondo lei si può contrastare questa tendenza o c'è bisogno di un intervento tipo legislativo o come si può fare? Allora, in realtà questa è una situazione non presente solo nel Veneto, ma presente anche in altre regioni e in alcune regioni in modo più pesante e anche più grave, ecco, rispetto alla situazione del Veneto. La Regione Puglia, ad esempio, si è mossa in questa direzione e sta sperimentando delle forme di gestione dei servizi sociali che vanno a rispettare sia la professione di assistente sociale, ma sia quelle che sono poi i servizi offerti e gli interventi a favore della cittadinanza. C'è una sperimentazione che riguarda l'associazione tra professionisti, che è una nuova forma di gestione più dignitosa, diciamo, ecco, però siamo ancora in fase. Noi tentiamo di coordinarci con le altre regioni, quelle più vicine a noi, appartenenti all'area del nord. È una formula interessante, più o meno come quella che viene utilizzata per i medici di famiglia, sostanzialmente, certo, che adesso dovrebbe partire. Anche perché l'assistente sociale, essendo una professione intellettuale, insomma, si possono vagliare, ecco, delle forme di gestione
un po' più rispettose, ecco, che vanno a riconoscere in pieno il valore professionale, ecco, e a garantire una certa stabilità e continuità dei servizi, insomma, nelle diverse amministrazioni. Vediamo. No, assolutamente, adesso andiamo nel dettaglio, mi interessava capire soltanto se ci sono appunto dei tipi di servizi che più di altri vengono appaltati. Ecco, più che tipi di servizi specifici, no. E la situazione cambia appunto da provincia a provincia, vediamo, e si diffonde proprio nei diversi enti. Poi sentiremo la collega, certo. Però in alcune province è più diffusa la situazione nei diversi servizi. Ecco, Che poi appunto il dibattito rientra generalmente anche nella questione della gestione delle cooperative, del cambiamento che è necessario anche forse nella normativa nazionale sulle cooperative e sugli appalti. Sappiamo che sta cambiando, per fortuna il massimo ribasso probabilmente sarà un ricordo, perché certo. soprattutto in casi come questo è molto chiaro che non basta fare a poco prezzo, ma soprattutto è necessario garantire la che qualità. sia fatto bene, ovviamente. Grazie a Francesca Iacobucci e appunto come preannunciato tra pochissimo sentiremo dal segretario Elena Compagni quali sono queste situazioni e nel dettaglio cosa sta accadendo. Grazie ancora, buona giornata, noi ci vediamo tra 2 minuti, a tra poco.